Vi saluto a nome dell'Ordine degli Psicologi. Per noi è stato un grande piacere, un onore ospitare, organizzare l'evento insieme con il tavolo interprofessionale che si occupa appunto di tutela dei minori. Che dire, oggi sarà una giornata estremamente intensa, sarà una giornata molto importante, da una parte di formazione, perché si entrerà su temi estremamente tecnici, precisi, e i relatori sono tutti portatori di contenuti piuttosto rari, ma è anche una giornata fondamentale per la consapevolezza della nostra professione di psicologi che io rappresento, ma di tutti i professionisti presenti in sala, quindi assistenti sociali o professionisti che a vario titolo si occupano di minori. Consapevolezza che il nostro ruolo sociale non è una appendice secondaria del fare una pratica professionale, del lavorare e di portare a casa il pane. La componente sociale della nostra professione, e mi allargo a dire delle professioni liberali, specialmente quelle ordinistiche, è fondamentale. Se noi non riusciamo a intercettare problemi sociali, se non riusciamo ad anticipare le difficoltà della società, i problemi che vanno risolti, allora anche la parte lavorativa ne va a soffrire. Tra l'altro, se non siamo noi che riusciamo a fare questo lavoro di intercettare, capire, anticipare, pensare a quali possono essere le necessità future, se non siamo noi che abbiamo un lungo periodo di studio alle spalle, che abbiamo un aggiornamento continuo dato dai nostri statuti o da obblighi di altro tipo, se non siamo noi che sappiamo fare questa operazione, che sappiamo anticipare i problemi, che sappiamo dialogare con la politica mostrandoli prima che diventino un'emergenza evidente agli occhi di tutti, chi lo può fare? La risposta è, a mio giudizio, molto pochi. Poi non vuol dire che siamo gli unici detentori di questo genere di sapere e, nel senso buono, di potere, ma fondamentalmente dobbiamo sempre ricordarci questa nostra peculiarità, questa nostra caratteristica, e dobbiamo sempre essere avanti, sempre studiare, guardare, osservare, migliorarci, formarci per poter intervenire. L'ultima cosa, prima di dare la parola a chi mi seguirà, questo non è soltanto un convegno. I convegni sono belli, sono importanti, servono da una parte a fare formazione, dall'altra a fare anche comunità professionale. Però sono degli spot, sono delle gocce nel mare. Questo non è un convegno, questo è un momento che aggrega professionisti in seguito a un lavoro di anni del tavolo per i minori, va in concomitanza con una campagna presso la popolazione, il cuoricino qui col cerotto lascia il segno giusto, quindi è interna alla professione ed è esterna. Ci si forma e si sensibilizza. Questo è il razionale per le nostre attività presenti e future, dentro la professione, fuori dalla professione. Una professione forte, formata, capace di intervenire, ma molto presente nel territorio, molto vicina alle istituzioni, molto riconoscibile e visibile dalle persone e che genera fiducia, non paura. Se noi generiamo paura, non soltanto vuol dire che ci precludiamo la possibilità di lavorare molto di più, ma vuol dire che stiamo sbagliando. Chiunque conosca le nostre professionalità, parlo per gli psicologi, immagino che gli assistenti sociali non avranno da ridire su questo, chiunque conosca le nostre professionalità non può averne paura, perché sa con quanta attenzione, quanta professionalità, quanto impegno e quanti strumenti impieghiamo per fare tutto quello che facciamo. Il punto è che questo non sempre passa ed è per questo che un convegno tra noi è importante, un convegno con un lavoro che viene da prima e proseguirà dopo è più importante, un convegno che viene accompagnato da una campagna
di sensibilizzazione sui temi di cui oggi discutiamo diventa fondamentale e diventa la risposta che le professionalità possono dare in un mondo contemporaneo che è bombardato di informazioni non sempre corrette, e quindi la fatica di dare buona informazione, di dare buoni contenuti alle persone diventa uno degli aspetti fondamentali da cui non possiamo prescindere. Con questo io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata di formazione e di condivisione e vi lascio ai lavori successivi del convegno.